Benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Primo trucco ispirato alla collezione Daring Game di Kiko Cosmetics. Lusso, gioco d'azzardo e donne affascinanti, il concept della collezione. Volete ricreare questo trucco con me? Cominciamo! Parto subito stendendo un fondotinta della tonalità di pelle della mia modella. Parto con un primer occhi, lo metto già subito così gli do il tempo di fissarsi. Riempio i buchetti delle sopracciglia con una matita per sopracciglia. Comincio stendendo un ombretto marrone opaco di una tonalità leggermente più scura della palpebra della mia modella. Porto il colore anche un po' all'esterno. Con un marrone testa di moro freddo vado a metterlo nella porzione esterna di occhio, portandolo verso l'interno. Ho applicato un po' di talco per evitare caduta di prodotto. Lavoro l'ombretto tamponando e anche un po' sfumando. Prendetevi il vostro tempo, il colore va costruito. Sfumate i bordi e amalgamate il risultato. Tolgo un po' di fallout con il pennello. Prendo questo ombretto metallico cangiante e lo applico nella prima parte dell'occhio. Metto una matita nera nella rima superiore cigliare. Eseguo una linea di eyeliner abbastanza sottile e non troppo allungata. Matita nera nella rima interna inferiore. Con il pennello di prima e lo stesso colore scuro di prima sporco il bordo cigliare inferiore. Piego le ciglia e applico abbondante mascara nero. Applico queste ciglia finte. Correggo eventuali discromie nella zona sotto gli occhi. Fisso tutta la base con una cipria, possibilmente professional. Scolpisco il viso della mia modella con questa terra opaca.
Questo è il risultato finale. Ho applicato anche un illuminante e un rossetto rosso. Io e Francesca vi salutiamo e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione, a presto!